Buonasera a tutti quanti. L'Istituto Veneto ha deciso di condividere le celebrazioni del Giorno della Memoria con la Casa delle Parole, nell'intento comune di ricordare Amos Luzzatto, scomparso lo scorso settembre. Quasi tutte le istituzioni veneziane hanno voluto dedicare le loro manifestazioni di questo giorno speciale alla figura di questo protagonista culturale del nostro tempo, cittadino del mondo, uomo di impegno e di dialogo. Le letture che vengono riproposte questa sera e che da lui erano state scelte sembrano risuonare della sua voce così partecipe. Tutti i testi si potranno rileggere sia sul nostro sito che su quello della Casa delle Parole. Come sarà possibile rivedere la registrazione di questa serata sul nostro canale YouTube e credo anche sul canale YouTube della Casa delle Parole. Ecco, io ho finito questa brevissima introduzione e lascio la parola alla Casa delle Parole, Enrico. Allora, benissimo, buonasera, mi si sente? Siamo a posto. Bene, allora, di Amos dico solo due cose, l'abbiamo tutti nel cuore e in particolare come Casa delle Parole, insomma, per quello che l'abbiamo frequentato alla Casa delle Parole. Adesso c'è Laura, scusate, che cerca di parlarmi e speriamo che ci raggiunga presto. Io volevo ricordare Amos soprattutto appunto come lettore, abbiamo dato una fisionomia a questa serata cercando di catturare tre aspetti che lui ha portato alla Casa delle Parole. Uno è appunto l'aspetto poetico. Amos per una decina di anni appunto è venuto molto regolarmente a leggere con noi, a proporre testi in ebraico. Uno è quello più poetico letterario, uno è quello politico che appunto è dedicato un po' sia al discorso su Fini, di cui parlerà Gianfranco Bettin, in cui leggerà questo discorso, e un altro ne parlerà Giovanni Levi a proposito di un piccolo opuscolo che si chiama Libertà, e poi c'è il Amos biblista con cui chiuderemo appunto con una Mishnah e con un brano dal libro di Giobbe, dalla traduzione appunto di Amos. Ma soprattutto adesso non so bene perché il calore, per dirlo, non basterà mai, insomma. Carlo, la vita che abbiamo condiviso con Amos è stata una cosa meravigliosa. Ne parlavamo ieri mentre preparavamo questa serata ed era come se fosse con noi, perché c'era un tale calore nella sua amicizia, nella sua presenza, tutte le sere queste serate che finivano in pizzeria a chiacchierare di quello che si era letto, di politica, di tutto. È uno degli amici più aperti e per tutti noi, che veramente ci ha tenuto insieme in tanti momenti, ci ha raccolto un vero patriarca, se si può usare questo termine. Va bene, allora cominciamo e comincia Riccardo. Se ti disammutolisci, anzi ti disammutolisco io. Ecco. Ecco, grazie Enrico, grazie all'Istituto per aver organizzato questa cosa. Amos era certamente un maestro, lo abbiamo detto anche ieri, era un maestro che non faceva questo di mestiere, però lo era in molti aspetti, e credo che poi gli amici che parleranno dopo lo faranno capire molto meglio e anche con più competenza di me. Io mi limito a narrare due minuscoli aneddoti. Credo che come maestro debba essere stato un maestro assai severo anche, quando lo era in modo istituzionale. Aveva anche una specie di reticenza sulle cose che sapeva. Una volta, tornando
da una serata della Casa delle Parole. Avevamo l'abitudine, perché abitavamo vicini, di accompagnare Amos e Laura per un lungo tratto. E quella sera eravamo in 6, credo, c'erano anche altri amici, e mi è capitato che io e Martina fossimo un paio di metri in avanti e si stava dicendo tra di noi, si stava parlando in tedesco tra di noi. E io sento una voce con un accento viennese che non riconosco subito come la voce di Amos, che interviene completamente a proposito nel discorso che stavamo facendo. E allora io mi volto e chiedo ad Amos: ma com'è che parli così bene tedesco? E lui dice: beh, la mia mamma e poi ha voluto che studiassi tedesco. Io lo conoscevo da 4 anni in quel momento e lui non mi aveva mai detto di sapere quella lingua. Cioè, non si può pensare che Amos non avesse, come dire, consapevolezza delle cose che sapeva e della sua intelligenza, e quando parlava volentieri e a lungo, ma c'era anche una specie di reticenza sul suo sapere che io trovo abbastanza connotativa del suo carattere. L'ultima volta che lo abbiamo visto molto a lungo è stato proprio qui, in questa casa di collina da cui vi parlo, perché Amos e Laura hanno una casa nello stesso paese e sono venuti a trovarci e ha parlato moltissimo della sua educazione, soprattutto era un momento in cui Amos aveva un'attenzione altalenante, cioè già il suo discorso veniva interrotto, ma poi aveva dei lunghissimi tratti di perfetta coerenza e lucidità ed era l'Amos di sempre. E ha parlato molto della sua scuola, cioè del suo percorso di scuola, soprattutto in Israele. Un aspetto anche del suo, come dire, in un certo modo lapidario e non autoritario di comunicare esperienza sedimentata è legato a una storiella. Tutti gli amici della Casa delle Parole si ricordano che, come alcuni altri di noi, io ho una mania per le storielle ebraiche e ne parlavo a proposito di questa storiella che vi vorrei raccontare una sera con Amos. Questa storiella fa parte della raccolta Il Witz ebraico, del Jüdische Witz di Salzia Landmann, e anche tradotta in parte in italiano da Rizzoli, ma non fa ridere. E parla di un giovane che in uno shtetl, nella cittadina ebraica polacca, che è il tradizionale sfondo di queste storie, va dal suo rabbino e gli dice: Rabbi, c'è una cosa che non è un grande problema, però io vorrei capire come funziona. Vedi, io non mi lamento della mia vita, insomma, le cose mi vanno abbastanza bene e ho amici in tutte le classi sociali. Ho amici che non se la passano proprio bene, ho amici che se la passano normalmente bene e ho anche amici molto facoltosi che economicamente e socialmente si trovano molto bene. Ora, quando io sono contento e tutto mi va bene, le porte di questi amici sono tutte spalancate. Ma quando non sto bene o attraverso un periodo di crisi, mi capita di aver notato che le porte degli amici che non se la passano tanto bene rimangono spalancate. Quelle degli amici in condizioni normali, medie, insomma, sono socchiuse, mentre le porte degli amici più facoltosi sono chiuse. Perché? Com'è possibile? E il rabbino lo guarda e dice: guarda, è molto semplice, te lo faccio capire subito. Vai alla finestra e dimmi che cosa vedi. Il giovane va alla finestra e dice: che cosa vedo? Vedo il parco, vedo delle mamme con i loro bambini, vedo amici che conversano tra di loro. E bene, dice il rabbino, bene, adesso vieni qui, vai allo specchio
e dimmi cosa vedi. Il giovane va allo specchio e dice: Rabbi, che cosa vuoi che veda? Vedo la mia immagine, vedo me stesso. E il rabbino dice: ecco, vedi, questa è la tua risposta. Il vetro, le finestre sono fatte di vetro e anche lo specchio è fatto di vetro, ma basta mettere una sottilissima lamina d'oro dietro lo specchio, dietro il vetro, e vedi solo te stesso. E dopo, come si può dire, il ricordo di questo aneddoto, Amos, alla mia domanda che cosa fosse per lui che rendeva le storielle umoristiche o non ebraiche diverse da tutte le altre storie che fanno ridere, adesso mi sentite adesso? Sì. Adesso mi sentite? Sì. Io non sento più niente. Sì, Adesso ti si sente, Riccardo. Sì, ti sentiamo. Ti sei Bene. bloccato dove dicevi cosa rende le storielle diverse da tutte le altre. La particolarità delle storielle ebraiche, e Amos disse una frase semplicissima, dice: sì, sono diverse, è vero, sono diverse perché non sono storielle, sono storie. Non sono storielle, sono storie. Ecco, io adesso vi leggerò una poesia breve che abbiamo letto con Amos alla Casa delle Parole. In quel caso credo che lui abbia letto il tedesco e io la traduzione italiana che avevo fatto, e che è di un poeta, ma non solo un poeta, di un intellettuale anarchico di famiglia ebraica berlinese che si chiama Erich Kurt Mühsam, che è un uomo che ha avuto un ruolo molto importante nel movimento anarchico comunista a partire dagli anni 10 del Novecento. Ha fondato molte riviste, gli fu proposto anche di diventare ministro della Repubblica dei Consigli dopo il tentativo rivoluzionario a Monaco. Lui rifiutò e è stato un critico della primissima ora del regime nazista, con un'attività molto vasta che va dalla poesia al teatro, al cabaret, ai libri di politica vera e propria. E soprattutto due testi hanno una tale forza di caricatura nei confronti dei nazisti, dei futuri nazisti e di Hitler stesso, che si chiamano di Affenschande. Affenschande sarebbe più o meno una cosa inaudita, una cosa scandalosa, vergognosa, che è un testo teatrale, che è un racconto. E l'altro invece è Alle Vettre, che è una cosa di teatro, che quando Chaplin fece Il grande dittatore gli servirono da riferimento per la sua caricatura di Hitler. Bene, questa poesiola, che è una poesiola invece assolutamente non drammatica, ha a che fare con la Notte Santa, con il Natale, e lei è la sua versione della Notte Santa. Enrico, abbiamo detto prima l'italiano? Sì, prima l'italiano e poi il tedesco. Allora vi leggo prima l'italiano. E adesso sono andato io un'altra volta. Ecco. Dunque, devo condividere questo file, è questo qui. Sei andato su condividi schermo, sì, ed è questo, direi.
Sì? Questo è il testo. Lui... Sì, lo vedete il testo? Sì. Sì, bene. Musam è stato assassinato dai nazisti poi nel campo di concentramento di Oranienburg, non ancora perché era di famiglia ebraica, ma perché era un anarchico comunista. Insomma, nel 1934 lo hanno brutalmente ammazzato. Allora, la notte santa. È nato proprio a Bethlehem un piccolo della tribù di Sem, ed è un bel po' di tempo ormai da quando stava nella mangiatoia, ma per gli uomini è una immensa gioia che non finisce mai. E i ministri e gli agrari, i borghesi e i proletari, ogni ariano festeggia nello stesso momento e in ogni dove la nascita di quel bimbo bello nella grotta tra il bue e l'asinello. Il popolo soltanto a cui è capitato, a Hanukkah rimane affezionato. Il testo tedesco è Heilige Nacht. Geboren ward in Bethlehem, zu Bethlehem ein Kindlein aus dem Stamme Sem. Und ist es auch schon lange her, als es in der Krippe lag. So freuen sich doch die Menschen sehr bis auf den heutigen Tag. Und Minister und Agrarier, Bourgeois und Proletarier, es feiert jeder Arier zu gleicher Zeit und überall die Christgeburt im Rindviehstall. Das Volk allein, dem es geschah, das feiert lieber Hanukkah. Grazie. Grazie Riccardo, se ti ricordi di togliere la condivisione dello schermo. Sì, yeah. Ecco. E adesso Gianfranco, come fai? Devi andare su a fianco al verde, ci dovrebbe essere. Interrompi condivisione. Ecco, perfetto. Allora Gianfranco, Bettina adesso vuoi leggere, non so se vuoi condividere lo schermo, se vuoi leggere, come vuoi. Di Amos Luzzatto. Dico solo una cosa sul rapporto con Amos, come ha fatto anche Riccardo Helder poco fa. Io ho frequentato Amos più in occasioni pubbliche o in occasioni private per preparare occasioni pubbliche o conseguenti a occasioni pubbliche, e quindi ho di lui solo in parte l'aspetto personale, appunto, e di più quello che irradiava, diciamo, la sua presenza. E prima Enrico Palandri ha usato una parola per lui, la parola patriarca, e penso che molti di noi che hanno una certa storia questa parola l'abbiano spesso usata in chiave negativa, no? Come critica, però una figura come Amos Luzzatto restituisce a questa parola il suo significato profondo, di solennità, di dignità, di autorevolezza, però anche, siccome si incardina su rapporti anche personali, affettivi, il calore che ha questa parola. Ecco, è stato bello in tutti questi decenni, occupandosi della città, sapere che in città c'era un patriarca. Adesso lo ricostruisco cos'era. Era questa cosa qua, ed era una cosa che ha fatto bene anche nei momenti difficili, e magari appunto ripensarla, risentirla ci fa bene anche adesso che siamo in un altro momento difficile. Il testo che leggo, Amos Luzzatto l'aveva scritto in occasione di un momento politico di una certa delicatezza, diciamo, e complessità insieme. È relativo alla visita che Gianfranco Fini fece a Gerusalemme, allo Yad Vashem in particolare. Era una visita anche politica naturalmente, ma aveva anche questo significato. Per la prima volta il
capo, il leader degli eredi politici del regime fascista, andava a rendere omaggio e a riconoscere alle vittime e a riconoscere la responsabilità storica del fascismo. Era una visita molto attesa, preparata ovviamente nei dettagli, ma di cui non si capiva ancora l'orizzonte vero in cui si collocava, in cui si sarebbe collocato Fini. E Amos Luzzatto preparò questo intervento. Per ragioni protocollari l'intervento non venne letto in realtà in quella occasione, venne pubblicato successivamente, ma Fini lo conosceva e lo citò alla fine del suo intervento. È un discorso difficile quello che avrebbe dovuto fare e che fece per iscritto Luzzatto. Lui era il presidente delle comunità ebraiche, Fini era Fini, allora era ancora il leader di Alleanza Nazionale, e aveva già fatto diversi passi, però non erano molto lontani i tempi in cui aveva definito Mussolini il più grande statista del secolo, era solo pochi anni prima. In quegli anni però aveva compiuto coraggiosi passi in avanti dal suo punto di vista, e quello era un punto di arrivo che poteva aprire un'altra prospettiva. Disse cose piuttosto impegnative per la sua parte politica. Condannò non solo il fascismo, che per la prima volta citò come responsabile delle leggi razziali e di tutti gli altri orrori, ma condannò anche la Repubblica di Salò. E questa era un'assoluta novità nel suo campo. Luzzatto ovviamente sapeva che sarebbe andata così e affrontò questa figura con la misura, l'equilibrio, ma senza rinunciare a nulla delle cose sacrosante che un patriarca deve dire, perché sono le cose giuste da dire in quell'occasione e nelle occasioni che dopo di quella sarebbero venute. Leggo il testo che non ha potuto leggere in quell'occasione Luzzatto. Era il 23 novembre del 2003. Un delatore, che si dichiarava cattolico, scriveva nel 1942 al capo della polizia: a Milano potrei citare 100 di noi. Allora si combattono o si fa finta? Bisogna disinfettare l'ambiente, bruciarli tutti. L'Italia, per fortuna, non era tutta così. Confortano le parole di un altro cattolico, Don Paolo Liggeri, richiuso nel maggio del 1944 a San Vittore, proprio per aver aiutato i perseguitati. Egli esplodeva contro quei contrabbandieri che vendevano i fuggiaschi per la taglia. Vorrei conoscere anche una sola di queste guide per sputarle sul viso almeno. Neanche i bambini risparmiano con il loro schifoso mercato. Ed è uno spettacolo che farebbe fremere il più santo dei santi. Questo succedeva dopo che nel 1938 una legge iniqua, firmata dal re d'Italia, aveva tolto agli ebrei tutti i loro diritti di cittadini, prima che la ferocia nazifascista tentasse di togliere a tutti loro anche la vita, come aveva fatto in gran parte dell'Europa. Il percorso in Italia durò pochi anni, ma condusse a un progressivo isolamento degli ebrei da tutto il resto della gente. I bambini furono allontanati dalle scuole, molti adulti persero il lavoro e con esso la possibilità di ascoltare la radio, di avere un telefono, di frequentare le biblioteche, di partecipare a molte manifestazioni pubbliche. Gli ebrei scomparvero, anche dagli elenchi telefonici. Prima della persecuzione fisica venne l'allontanamento dal resto della società. Alla fine di quella catena, bambini, genitori, nonni, zii salirono su treni per luoghi di sterminio. Dachau, Mauthausen, Treblinka, Bergen-Belsen, Auschwitz, ma anche la risiera di San Sab. Luoghi unici al mondo, nati per sfruttare, come la modernità sa fare, prima il lavoro, poi i corpi. Luoghi dove una mano ignota poteva scrivere, come fece sui muri di Bergen-Belsen: io sono qui e nessuno racconterà la mia storia. Così, ogni volta che veniamo in questo memoriale pregando, speriamo di smentire un poco l'angoscia del tremendo presagio, anche se di quella esistenza, come di milioni di altre, si sono perse le tracce. A noi tutti, come ha scritto Primo Levi, spetta il compito di meditare che questo è stato e di chiederci con lui quanto del mondo concentrazionario è morto e non tornerà più, quanto è tornato o sta tornando,
Cosa può fare ognuno di noi perché in questo mondo gravido di minacce almeno questa minaccia venga vanificata? Ognuno di noi deve rispondere a queste domande. Deve farlo il cittadino comune, quello che desidera tutelare ed estendere le libertà democratiche, e ancor più devono rispondere coloro che desiderano costruire l'Europa che verrà. Un'Europa delle cittadinanze e dei diritti di ciascuno, senza distinzione di fede, di tradizione, di cultura, di colore della pelle. È questa l'Europa che lei, onorevole Fini, ha dichiarato di voler contribuire a costruire riflettendo sul passato, dialogando con chi ne ha maggiormente subito la violenza, affermando il valore di questa meditazione affinché ciò che è stato non si ripeta. A tal fine non è inutile evidenziare che si sta verificando ai nostri giorni una nuova insidiosa tentazione di isolare gli ebrei dal resto della popolazione. Ciò avviene non solo alimentando pregiudizi, diffondendo voci su loro presunte colpe collettive, ma anche minacciandoli nel momento della preghiera, nelle sinagoghe, e colpendoli come è avvenuto a Istanbul assieme ai loro vicini non ebrei. Nel contempo, la negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, criminalizzato nel tentativo di isolarlo dal consesso civile, è presente nel dibattito politico sul conflitto medio orientale. Per questo vogliamo qui ricordare che non tutti, anche nei momenti peggiori, si sono fatti strumento di antisemitismo, come il re di Danimarca, che aveva apposto ai propri abiti la stella gialla per impedire che gli ebrei del proprio paese, occupato dai tedeschi, fossero riconosciuti e deportati. Così oggi, di fronte a minacce meno esplicite ma comunque inquietanti, molti coraggiosi chiedono di venire con noi, nelle nostre sinagoghe, per poter essere presenti alla nostra preghiera. A essi va il nostro ringraziamento, perché con essi potrà crescere la coscienza civile e democratica in Europa e nel mondo. Il ricordo della discriminazione, della deportazione e dello sterminio, per tutto ciò non è rivolto al passato, ma guarda al futuro ed è attuale in un tempo che per tutti è quello della responsabilità. E se non ora, quando? Questo era l'intervento che avrebbe dovuto pronunciare Luzzatto, che poi è stato comunque pubblicato, che ha circolato e che ha parlato a lungo. Quanto sia alla fine stato accolto da chi ne era l'interlocutore diretto è oggetto della discussione, della riflessione storica, ma quanto possa parlare ancora oggi e quanto parlerà ancora a lungo per tutti noi credo non sia in dubbio per nessuno. Grazie. Grazie Gianfranco, è veramente un testo molto forte, sono così onorato di aver avuto un amico così e mi sembra che sia così un onore che abbia creato delle difficoltà e non sia stato potuto leggere, perché un testo così evidentemente qualche imbarazzo lo provoca in certi personaggi. E abbiamo Laura con noi, che ringrazio moltissimo di essere appunto dei nostri, e volevo sottolineare appunto che mentre quasi tutti i testi, meno quello che ha letto Gianfranco e quello di Giovanni che leggerà adesso, sono testi che Amos ha proposto alla Casa delle Parole, mentre invece il testo su Fini e Libertà che adesso leggerà Giovanni sono stati suggeriti da Gadi Luzzatto, dal figlio di Amos e Laura. Ecco, allora adesso Giovanni ti do la... Il testo che devo leggere è molto difficile da leggere perché dura 63 pagine, quindi ho dovuto manipolarlo in qualche modo, sempre senza aggiungere nulla di mio, ma togliendo delle cose dette da Amos, scritte da Amos. Il libro si chiama Libertà e non è un libro, è un opuscolo di 63 pagine. È del 2008 ed è stato pubblicato dalla editrice Missionaria Italiana. È importante sapere questo perché non si capirebbero certe polemiche, ma voglio dire che Amos era molto interessato al dialogo interreligioso, specialmente con i cattolici. E questo testo è, come si può dire, un avviso agli ascoltatori cattolici dei limiti che il dialogo può avere, i limiti di prevaricazione che il dialogo può avere.
sentirete c'è un pezzo esattamente su questo. Il dialogo può essere molto violento se qualcuno si immagina di poter porre domande sul perché siete ebrei agli ebrei. Io ho poco da dire su Amos, una persona che io ho amato molto, ma forse due cose si possono dire. Una è che la sua definizione, che io mi porto sempre dietro ed è evidente, è che la democrazia è definita dal rapporto che si ha con le minoranze. Il rispetto per le minoranze è la definizione di democrazia. Sembra poco, sembra semplice, ma in realtà questo non avviene. E la seconda cosa è che si può tenere un dialogo con i cattolici perché purché loro non dicano noi abbiamo la verità e voi dovreste spiegarci perché non partecipate a questa verità. Leggerò questo e mi scuso perché è ridotto in 7-8 minuti quello che Amos ha scritto in 63 pagine. Un concatenamento di eventi può essere necessario, inammissibile o possibile. Inammissibile nel senso di impossibile. L'uso dell'aggettivo possibile implica che anche un evento alternativo, non necessariamente opposto, possa realizzarsi. Un essere umano può fare una scelta. È evidente che quest'ultima non è la stessa cosa della libertà di scelta. Le alternative sarebbero molteplici, tutte comunque previste da quella che potremmo chiamare una volontà superiore. In questo caso vi sarebbe ancora la possibilità di una scelta, ma non certo di una scelta totalmente libera. Non posso permettermi di affermare di avere dimostrato che esiste una libera scelta, una scelta libera, ma solo che se esiste una scelta non libera è immaginabile anche quella libera. Se dovessi decidere da solo, senza istruzioni rigorose a priori, ma anche nel caso che il maestro, prospettandomi a priori le varie alternative, mi avesse detto decidi tu, la mia scelta sarebbe libera, ma sarebbe libera soprattutto nel caso che il maestro mi avesse detto a priori decidi tu, ma assumitene la responsabilità. La responsabilità è anche un termine che appare nel discorso a Gerusalemme che ha detto Gianfranco. Avrò agito in libertà? Forse, è possibile. In libertà assoluta, senza alcun condizionamento da parte della mia coscienza, dell'educazione che ho avuto, dei miei stessi pregiudizi? Ne dubito fortemente. L'aggettivo assoluto presuppone che il valore di cui parlo sia valido per sempre e per tutti, ma già la libertà assoluta per tutti non esiste. Dobbiamo rassegnarci a concepire la libertà relativizzandola e ponendole determinati limiti che vengono stabiliti abitualmente non da ciascun soggetto che opera nella società, ma da un'autorità indipendente dal soggetto stesso. Il libro dei giudici nella Bibbia si chiude con un versetto famoso. A quei tempi non vi era un re di Israele, ciascuno faceva ciò che appariva giusto ai suoi occhi. Il criterio seguito da un ebreo di quei tempi non era evidentemente un criterio comune a tutte le persone conviventi nella società di quel tempo, ma esisteva una moltiplicità di criteri di giusto e ingiusto che nella vita concreta dava di fatto molto di più ai forti e ai violenti, ai ricchi e ai possidenti che non ai deboli. Libertà per chi e anche da chi o da che cosa, il resto di questo piccolo scritto ruoterà attorno a tale quesito, anche se spesso lo tratterà indirettamente. La libertà parrebbe essere l'ideale assoluto, ma è anche quella cosa che, calata nell'esperienza storica degli esseri umani, non è stata mai generalizzabile a tutti. Laddove vi sono schiavi e padroni, oppressori e oppressi, conquistatori e conquistati, è inevitabile che la libertà per alcuni significa per gli altri la sua negazione. A questo punto Amos dice: ci saranno alcuni riferimenti alla cultura e alla tradizione ebraica perché essa è meglio conosciuta dall'autore, ma solo a scopo paradigmatico. Il vero
il vero principale peccato di Caino sarebbe, al di là dello stesso fratricidio, la sua affermazione: sono forse io il custode di mio fratello? Egli affermava con queste parole che esisteva qualcuno incaricato di essere un custode, il quale non poteva essere altro che il Signore Dio. Caino accusava Dio della responsabilità per l'accaduto. Era come se egli avesse detto che tutto era prestabilito dalla inevitabile preveggenza divina. Questa mia considerazione mira a mettere in evidenza l'accettazione della responsabilità inerente alle proprie azioni, quella responsabilità che Caino rifiutava. Ciò significa che tutti gli uomini non andranno più dai genitori oggi e dai pedagogisti per farsi istruire di volta in volta per ciascuno dei doveri elementari, ma rispettano lo stesso, perché sarà ormai la loro coscienza, o almeno il timore dei rigori della legge, a imporre loro di non assassinare. Questo concetto di libertà di decisione è in realtà l'eterno dilemma: come conciliare l'onnipotenza, soprattutto se strettamente associata all'onnipreveggenza divina, con la malvagità umana e con le scelte perverse di tanta parte della nostra specie? È immediato constatare che parlare di una libertà generalizzata, nella quale ciascuno sia nelle condizioni di soddisfare qualsiasi suo desiderio, nasconde la vera volontà, quella di utilizzare senza alcun limite i vantaggi che la propria natura o la propria ricchezza o il proprio stato sociale gli donano. La Bibbia ci è maestra, narrandoci l'episodio di Re David che brama la bella Betsabea e se ne impossessa grazie al suo potere regale, mandando a morte in guerra il suo ignaro marito. David si comporta come se l'autorevolezza e il potere materiale del re gli avessero dato la libertà di farne uso a suo piacimento. Ma il profeta Nathan narra al re la metafora del ricco possidente che sottrae al povero la sua unica capretta per offrirla nel pasto ai suoi convitati. Il re formalista scambia la metafora per un evento reale e decreta che quell'uomo prepotente merita la morte. Le fosche previsioni che già Samuele aveva fatto sullo strapotere dei re e sul relativo pericolo che ne sarebbe derivato sono evidenti. E la profezia biblica è strettamente coeva alla monarchia e i profeti si prestano come duri censori delle case regali. Ponevano dunque un severo argine per la libertà del re. E d'altra parte abbiamo la frase con la quale si sigilla significativamente il libro dei giudici che ho già citato. Vi si legge la riprovazione evidente per la libertà assoluta lasciata al singolo individuo per le sue azioni. In questa visione l'unico compito che giustificherebbe la monarchia come istituzione sarebbe quello di controllare la sfrenata libertà del singolo individuo. L'autorità come argine contro i misfatti è un leitmotiv comune a molte civiltà. Questo principio richiede due precisazioni. La prima consiste nella cautela ribadita che non si possa verificare che sia proprio il re ad abusare del proprio ruolo. La seconda richiede di definire i misfatti che il potere avrebbe il compito di impedire. Al primo caso l'unico rimedio finora trovato è quella di non esentare chi governa dall'obbligo di osservare egli stesso la legge di cui è garante e soprattutto di non essere inamovibile. La seconda precisazione è più complessa. Un capitalista o un finanziere che cerca un profitto più elevato deve avere o no limiti? È chiaro che solo una pubblica ipocrisia può permettere di confondere la libertà di opinione e la libertà d'azione. Ricordiamo a questo proposito Maimonide, il quale nel suo commento alla Mishnah aveva operato un'interessante distinzione fra l'osservanza delle norme di comportamento che, una volta democraticamente decise, devono essere tassative e il diritto ad esprimere un'opinione che al contrario dovrebbe essere libero e assoluto. Ma se la nostra cultura, la nostra opinione pubblica rimane tanto inadeguata, che cosa ci resta da fare?
Credo che forse il punto debole della difesa della libertà consiste in primo luogo in un difetto concettuale. La libertà concepita come uno stato nel quale si trova una persona o una società è un'astrazione utile e come molte altre astrazioni va trattata con grande cautela. Quello che ci dovrebbe interessare più che lo stato, la condizione di libertà, è il processo, forse al plurale, i processi, con i quali una società o un individuo estendono, perfezionano, concretizzano continuamente un aumento, una riduzione della libertà stessa. La parte narrativa della Bibbia consiste in una cronaca selettiva. Il tema della libertà non sfugge a questa logica. Secondo una famosa interpretazione rabbinica, la libertà è scolpita nelle tavole della legge. La parola ebraica harut, la scrittura divina è scolpita nelle tavole stesse, viene letta cambiando la vocalizzazione come herut. La libertà è espressa sulle tavole. Cosa significa esattamente? Le tavole sono di pietra, le lettere scolpite vi sono rigide. Le lettere impresse sulla pietra, secondo la Torah, potevano essere lette da tutte e due le parti, dunque la attraversavano letteralmente da una parte all'altra. Alcune lettere ebraiche possono essere poste in continuità con il contorno della pietra e non cadere fuori dalle tavole stesse. Ma che dire di quelle lettere che presentano una forma chiusa, per esempio una samech? Dobbiamo leggere metaforicamente, si tratta di un monito. La libertà è qualcosa di instabile. La narrazione biblica ci dimostra che l'esodo dall'Egitto, con tutto quello che ha avuto di portentoso nel suo passaggio Meavdut Leherut, dalla servitù alla libertà, non è stato un processo irreversibile, un'elargizione divina senza condizioni. La maggior parte di quanto ci è narrato nei libri biblici ci parla di sconfitte, di ritorno alla schiavitù. Ci parlano però anche di nuove liberazioni. Secondo la Bibbia, che cos'è che causa lungo la direttrice schiavitù-libertà o libertà-schiavitù il senso del processo? La causa va ricercata in una scelta umana, nella libera scelta degli ebrei di rispettare i dettami e il culto del loro Dio unico o al contrario di accettare quello idolatrico dei popoli circumvicini, diventando identici agli altri popoli nelle credenze, nel culto, nelle regole sociali, ci si identifica con loro, se ne accetta la disciplina che comporta per lo più anche di subirle le gerarchie e le regole sociali. Le domande che dobbiamo porci sono due. Che cosa porta gli ebrei nella loro storia a compiere questa scelta? Com'è possibile, secondo, com'è possibile che l'esperienza storica, con tutti i risvolti negativi già vissuti in passato, come conseguenza della propria scelta di rinunciare alla propria libertà, non insegni nulla, lasciando che gli interessati ricadano nell'errore del passato? Per rispondere a entrambe queste domande ne porremo una terza. Ma questi difetti sono proprio specifici degli ebrei o sono comuni a tutti gli altri popoli? Si difende spesso la mancata denuncia papale ex cattedra dello sterminio nazista, anche ricorrendo all'argomentazione che nulla è stato fatto neppure dagli alleati. Ma un difetto, per essere comune, non cessa di essere tale, a meno di cadere in un relativismo morale. Il motivo della domanda è quello di cercare di capire meglio, mediante un confronto, le motivazioni di scelte sbagliate. Stiamo parlando di difetti che sono sfortunatamente comuni. Ne salto un pezzetto. Nell'accezione comune, ben espressa dalla retorica delle immagini, dei monumenti e anche dell'esaltazione senza limiti della competitività sportiva, prevale l'esaltazione della forza per eccellenza, della forza fisica fatta di muscoli e di armamenti e di trionfo sull'avversario. La stessa emancipazione, nello spirito della Rivoluzione francese, ha concesso all'ebreo come individuo, oltre che quasi tutti i diritti per secoli negati, anche una singolare libertà, quella di essere considerati equivalenti a qualsiasi altra persona, a condizione, non sempre esplicitata, che dal punto di vista culturale egli diventi identico agli altri.
Se non vi fossero anche differenze fra gli ebrei e le altre popolazioni, saremmo tentati di rispondere semplificando che in genere i popoli più deboli hanno sempre cercato di scegliersi una nicchia rassicurante all'interno a fianco di quelli più potenti, rinunciando di conseguenza a una parte o a quasi tutte le proprie peculiarità culturali. Per gli ebrei però, se è vero che la loro debolezza è sempre consistita nella dispersione e nelle dimensioni spesso molto piccole delle loro comunità, è anche vero che la forza era rappresentata dal fatto che la maggior parte delle comunità stesse si erano formate per migrazioni, dando origine a gruppi che anche a distanza erano frequentemente connessi geneticamente e conservavano comunque quelle somiglianze di famiglia, delle somiglianze di famiglia. In altre parole, accanto all'effettiva debolezza insita nella condizione di diaspora, esisteva sempre nelle comunità ebraiche una compattezza culturale e religiosa condizionata da una conoscenza spesso profonda dalla propria cultura che ne rappresentava la forza. Quell'insieme di caratteristiche che chiamiamo globalmente la cultura di un gruppo umano è stata molto probabilmente la forza recondita degli ebrei. Conclusione. Nella nostra analisi abbiamo incontrato non meno di 3 soggetti: l'essere umano in quanto individuo, l'essere umano in quanto appartenente a un gruppo relativamente ristretto, lo stesso essere umano all'interno di un più ampio ambiente. La libertà, intesa come processo che porta alla sua acquisizione o al contrario alla sua perdita, va declinata a questo punto all'interno di queste 3 appartenenze. Ma dobbiamo considerare anche il rapporto tra l'individuo e se stesso, come spiegheremo meglio. Qui c'è un riferimento polemico col cattolicesimo. Io temo che per parlare compiutamente di libertà sia necessario affermare il concetto di diritto alla secessione. In altre parole, per essere totalmente libero, devo avere anche il diritto di uscire, di ritirarmi da una qualsiasi di queste appartenenze per mie esclusive decisioni. Come la mettiamo nell'interruzione del rapporto fra l'individuo e se stesso? Appartiene o non appartiene alla sfera della libertà individuale il diritto di decidere liberamente se, quando e perché porre fine alla nostra vita, alla propria vita? In realtà rispondere a queste domande implica la necessità di fare riferimento a una nostra scala di valori che consapevolmente o inconsapevolmente giudichiamo irrevocabile, e proprio nel momento in cui adottiamo questo criterio di valutazione poniamo automaticamente un limite alla nostra stessa libertà. Certo, possiamo sempre rifugiarci dietro una morale naturale che sarebbe innestata in qualche modo nella nostra essenza, ma così facendo ci rifugiamo appunto alle spalle di un giudizio sulla nostra natura, ed è un giudizio che inevitabilmente ci è stato insegnato, in qualche modo trasmesso da altri esseri umani come noi. Evidentemente esistono condizionamenti pesanti che possiamo, anzi dobbiamo considerare con rispetto, ma non per questo rinunciare a chiamarli condizionamenti che frenano, in un preciso stadio del nostro ragionamento, il nostro libero giudizio sulla libertà. Giungiamo alla conclusione che forse è impossibile fare un discorso completo sulla libertà senza tener conto della nostra storia. E a questo punto trattiamo della nostra storia come individui che nascono, vivono e cessano di vivere, e necessariamente anche di gruppi umani che si formano, evolvono, spesso si estinguono. E questo esaurirsi ci angoscia, ed ecco che per superare questa angoscia, per quanto la cosa possa apparire paradossale, siamo pronti a rinunciare a una fetta della nostra libertà. La nostra libertà significa essere pronti ad affrontare la scelta di un percorso. Nostra sarà la responsabilità della scelta. Per quale motivo è tanto difficile concedere all'altro da sé, che di solito appartiene a una minoranza? Questo è l'aspetto della minoranza che ricordavo prima. La libertà di presentare se stesso, i propri convincimenti, i propri costumi, la propria cultura in totale autonomia e libertà? Invece la domanda più frequente è del tipo: ma voi ebrei siete una religione?
una nazione, un'etnia o che cosa? E nella stessa elencazione di un numero e una qualità prefissata di risposte, quasi si trattasse di un modulo preconfezionato, viene lesa la libertà di autodefinizione. Senza garantire questa libertà non esiste il vero dialogo. La libertà è dunque tante cose. È un processo storico e culturale, è un'acquisizione giuridica, ma è in particolare un atteggiamento verso l'altro vicino a sé e forse soprattutto verso se stessi, che significa una maturazione personale e collettiva che, malgrado le apparenze e malgrado la nostra presunzione, sta ancora muovendo i primi passi. Ho finito. Grazie Giovanni, un testo molto ricco anche questo. Adesso sentiamo Teresa Verardo che appunto ci legge un testo di Amos, più brevi, attesa. Se mi date la voce, sì, si sente? Ok. Questo è un testo di Amos Luzzatto di maggio del 2015 che mi ha commosso, mi ha risuonato il suo modo spontaneo di parlare, di porsi. Io ho conosciuto Amos alla comunità ebraica di Venezia. Invitò me Riccardo Ileiasov al gruppo Ahadam. Questo gruppo era un incontro di ebrei e non ebrei per parlare di cultura ebraica, di Israele, per commentare qualche autore, qualche testo. Leggendo questo per la prima volta, questo breve racconto, mi ha risuonato veramente, già l'ho detto, il suo modo spontaneo di parlare. Per me non era solo un bravo medico, un dirigente comunitario, ma soprattutto una bella persona. Adesso leggo il testo. Allora. Eravamo bambini e la nostra realtà era composta di sogni e di esperienze, e le parole più difficili significavano sempre qualcosa. E se non era proprio così, andavamo a prendere noi un significato e glielo applicavamo addosso. Dopo tutto diventava facile. Intanto, oggi vi racconto dell'eremita. Appunto, era un sogno. Quando dalla stazione di Officina, di quella che chiamavamo o che ci dicevano si chiamasse la funicolare, scendevamo in paese, ben presto sulla destra si staccava la strada per Basovizza, la quale, delimitata da silenziose casette con orti, conduceva verso un mondo che doveva essere sicuramente fatato. In una di queste silenziose casette viveva proprio lui, l'eremita, di nome Strukel. Ora vi spiego perché era chiamato eremita. Era certamente vecchio, aveva una lunga barba bianca e forse era anche calvo. Ma in testa aveva sempre uno scuffiotto bianco che dicevano non si togliesse mai, neppure quando andava a dormire. E doveva essere certamente vero. Parlava pochissimo, quando nelle rare volte che usciva dalla sua casetta ci vedeva, diceva solo Dober, Dan, atroci e tornava dentro. Che cosa faceva tutto il giorno? Luciano, il più grande fra noi, ci aveva sussurrato medita, ma Tonno, che forse era informato meglio, aveva detto attende. Avevamo chiesto ad Albina, che era molto grande, che sapeva tante cose, che cosa si fa quando si attende? E Albina ci aveva risposto, dipende, si può attendere un regalo o una punizione, si può attendere una sorpresa, che può essere bella o brutta, straordinaria o roba di tutti i giorni, sempre la stessa e tanto noiosa, non è mai la stessa attesa. E poi si può attendere un miracolo. E noi, che cos'è un miracolo, Albina? E Albina, una cosa che non avviene mai. E noi, e allora perché si attende? E Albina, perché è sempre più bello attendere quello che ancora non c'è, ma che sogniamo che avvenga piuttosto che restare delusi di quello che è stato. E noi, per esempio Albina,
Per darci un esempio, Albina ci ha raccontato la storia della famosa grotta carsica, la Zelena Yama, dalle rocce verdi, che donano la vita eterna, ma quando vengono estratte dalla grotta e portate alla luce del sole, perdono questa forza. Attendere che ce le portino è bello, ma quando le riceviamo non servono più. E allora, è più bello attendere di averne che non averne davvero. E questo vale per tante cose, forse per tutte. E noi? E come si rimedia? Albina? Beh, restando bambini. E noi? E come si fa? Albina? Non si fa, è impossibile. Allora noi, arrabbiatissimi, aggredivamo l'Albina, la atterravamo, piangendo delusi la picchiavamo, ma lei rideva e ci prendeva in giro. Abbiamo cercato la grotta verde per alcuni anni, poi abbiamo smesso. Certo, l'eremita attende ancora. Attende con totale fiducia ed è certo che in qualche modo la pietra della grotta resterà verde anche se esposta alla luce del sole. E seppure questo evento tarderà ancora, malgrado tutto si realizzerà. La fiducia permette di attendere. Per attendere bisogna sopravvivere. Per sopravvivere bisogna anche soffrire. Albina si solleva da terra, si sistema le vesti stropicciate, i capelli scomposti e ci dice: bimbi, imparate dall'eremita. L'attesa è sempre bella, come l'idea del sole che sorge quando è ancora mezzanotte. E noi? E attendere la mezzanotte quando il sole fiammeggia? A questo punto Albina si fa seria. Questo lo può sapere l'eremita, io no. Ma adesso voi sognate da bambini, voi che potete. L'eremita non sogna più. Noi. Va bene, ma è la caverna verde? E Albina. Ah, sì, giusto. Io poi l'ho trovata, sapete? Ma non è più verde. Grazie. Okay. Grazie Teresa. E adesso Cecilia Gualazzini ci legge Pioggia. In un paese del Medio Oriente, nel quale la pioggia non cade affatto nella stagione estiva, la siccità è sempre stata vissuta come una maledizione divina. Era pertanto accompagnata da atti propiziatori, fra i quali i digiuni e le invocazioni, accompagnate dal suono dello shofar, il corno di montone che ancora oggi viene suonato nelle festività solenni. Il brano seguente è tratto dal trattato Ta'anit della Mishnah, prima opera messa per iscritto appartenente alla cosiddetta tradizione orale ebraica. Per qualsiasi caso di sventura che colpisca una comunità, si suona con clamore, eccetto che per un eccesso di pioggia. Accadde una volta che per una grande siccità andarono da Honi, il tracciatore di cerchi, e gli dissero di fare una preghiera per far venire la pioggia. Egli rispose loro: andate pure e coprite bene le stufe pronte per arrostirvi l'agnello pasquale, affinché non si sciolgano con l'acqua. Honi pregò e la pioggia non venne. Che cosa fece allora? Tracciò in terra un grande cerchio e si pose ritto in piedi nel suo mezzo. Quindi si rivolse a Dio con queste parole: Signore di tutti i mondi, i tuoi figli si sono rivolti a me perché mi considerano un figlio amato da te nella tua casa paterna. Ora io giuro nel tuo grande nome che non mi muoverò di qui fino a che tu non sia mosso a pietà per i tuoi figli. Cominciarono a cadere delle gocce di pioggia. Non è questo che avevo domandato, replicò Honi. Una pioggia che possa riempire i pozzi, le cisterne e le grotte. La pioggia cominciò a cadere con violenza. Non è questo che avevo domandato, disse Honi, ma una pioggia di gradimento, di benedizione, generosità. Venne una tale pioggia che la popolazione dovette salire da Gerusalemme al monte del Tempio.
Andarono da Honi e gli dissero: come hai chiesto che venisse la pioggia? Chiede adesso che cessi. E lui rispose: andate prima a vedere se la pietra cosiddetta degli erranti non si sia liquefatta. Intervenne Shimon ben Shattach, che era presidente del Sinedrio ai tempi della regina Salomè, della quale si dice fosse fratello. Era un uomo rigorosissimo e operò per istituire scuole per l'infanzia e per migliorare lo status della donna ebrea del suo tempo. Rivolto a Honi, disse: se tu non fossi Honi, avrei decretato contro te la scomunica. Ma cosa posso farci? Tu ti comporti con Dio come un figlio vizioso ed egli se ne compiace e fa la tua volontà. Bene, grazie Cecilia. E adesso leggo io l'orazione funebre di David Grossman, e volevo chiedere a Alon se ha il testo ebraico. Sì, allora poi Alon non ti si sente, scusa, Alon. Sì, ce l'ho il testo in ebraico. Amos ha fatto un miracolo e il mio computer è tornato a funzionare. Meraviglioso. È una cosa divina. Bene, allora leggiamo. Questa è, come sapete, l'orazione che David Grossman ha letto dopo la morte di Uri. Mio caro Uri, sono ormai 3 giorni che quasi ogni pensiero comincia con non verrà, non parleremo, non rideremo. Non ci sarà più questo ragazzo dallo sguardo ironico e dallo straordinario senso dell'umorismo. Non ci sarà il giovane uomo dalla saggezza molto più profonda di quella dei suoi anni, dal sorriso caloroso, dall'appetito sano. Non ci sarà quella rara combinazione di determinazione e delicatezza. Non ci saranno il suo buonsenso e l'assennatezza del suo cuore. Non ci sarà l'infinita tenerezza di Uri e la tranquillità con cui placava ogni tempesta. Non vedremo insieme i Simpson o Seinfeld, non ascolteremo con te Gianni Cash e non sentiremo il tuo abbraccio forte e rassicurante. Non ti vedremo camminare e parlare con Jonathan, gesticolando con foga, abbracciare Ruti, a cui volevi tanto bene. Uri, amore mio, per tutta la tua breve vita abbiamo imparato da te, dalla tua forza e dalla determinazione di seguire la tua strada, anche quando non avevi possibilità di riuscita. Abbiamo seguito stupefatti la tua lotta per essere ammesso al corso di comandanti di tank. Non ti sei arreso ai tuoi superiori. Sapevi di poter essere un buon comandante e non eri disposto a dare meno di quanto potevi. E quando l'hai spuntato ho pensato, ecco un ragazzo che non conosce semplicemente e lucidamente le sue possibilità, senza pretese, senza arroganza, che non si lascia influenzare da quello che gli altri dicono di lui, che trova la forza dentro di sé. Sei stato così fin da piccolo. Vivevi in armonia con te stesso e con chi ti stava intorno. Sapevi qual era il tuo posto, eri consapevole di essere amato. Conoscevi i tuoi limiti e le tue virtù. E davvero, dopo aver piegato l'intero esercito ed essere stato nominato comandante, era chiaro che tipo di comandante e uomo eri. E oggi i tuoi amici e i tuoi subordinati raccontano del comandante e dell'amico, di quello che si alzava per primo per organizzare tutto e che si coricava solo dopo che gli altri già dormivano. E ieri, a mezzanotte, ho guardato la casa che era piuttosto in disordine dopo che centinaia di persone sono venute a farci visita, a consolarci. E ho detto, sì, adesso ci vorrebbe Uri per aiutare a sistemare. Eri il sinistroide del tuo battaglione, ma eri rispettato, perché mantenevi le tue posizioni senza rinunciare ai tuoi doveri militari. Ricordo che mi ha raccontato della tua politica dei posti di blocco, perché anche tu sei stato non poco ai posti di blocco. Dicevi che se c'era un bambino nell'auto che avevi fermato, innanzitutto cercavi di tranquillizzarlo e di farlo ridere, e ricordavi a te stesso che quel bambino aveva più o meno l'età di Ruti, e quanta paura aveva di te, e quanto ti odiava, e ha ragione. Eppure facevi di tutto per rendergli più facili quei momenti tremendi, compiendo al tempo stesso il tuo dovere, senza compromessi. Quando sei partito per il Libano, la mamma ha detto che la cosa che temeva di più era la tua sindrome di Elifelet.
Aveva molta paura che, come Lady Felette della canzone, anche tu saresti corso dritto in mezzo al fuoco per salvare un ferito, che saresti stato il primo a offrirti volontario per portare il rifornimento di munizioni esaurite da tempo. E lassù, in Libano, in quella dura guerra, ti saresti comportato come poi hai fatto per tutta la vita, a casa, a scuola e durante il servizio militare, offrendoti di rinunciare a una licenza perché un altro soldato aveva più bisogno di te o perché a casa di quell'altro c'era una situazione più difficile. Eri per me figlio e amico. Ed era lo stesso per la mamma. La nostra anima è legata alla tua. Vivevi in pace con te stesso. Eri una persona con cui è bello stare. Non sono nemmeno capace di dire ad alta voce quanto tu fossi per me qualcuno con cui correre. Ogni qualvolta arrivavi in Vicenza dicevi: vieni papà, parliamo. Di solito andavamo a un ristorante a sedere a parlare. Mi raccontavi così tanto, Uri, ed ero orgoglioso di avere l'onore di essere il tuo confidente, che uno come te avesse scelto me. Ricordo quanto fossi indeciso una volta se punire un soldato in seguito a un'infrazione disciplinare, quanto per te quella decisione fosse sofferta perché avrebbe scatenato la rabbia dei tuoi sottoposti e degli altri comandanti, molto più indulgenti di te riguardo a certe infrazioni. E infatti punire quel soldato ti è costato molto da un punto di vista dei rapporti umani, ma proprio quell'episodio si è trasformato in una delle storie cardinali dell'intero battaglione, che ha stabilito certe norme di comportamento e di rispetto delle regole. E nella tua ultima licenza mi hai raccontato con timido orgoglio che il comandante del battaglione, durante una conversazione con alcuni nuovi ufficiali, ha portato la tua decisione come esempio di giusto comportamento del comandante. Ha illuminato la nostra vita, Uri. Io e la mamma ti abbiamo cresciuto con amore. Era così facile volerti bene, con tutto il cuore. E so che anche tu sei stato bene, che la tua breve vita è stata bella. Spero di essere stato un padre degno di un figlio come te, ma so che essere il figlio di Michal vuol dire crescere con generosità, grazia e amore infiniti. E tu hai ricevuto tutto questo. L'hai ricevuto in abbondanza e hai saputo apprezzarlo, hai saputo ringraziare. E niente di quello che hai ricevuto era scontato per te. In questo momento non dico nulla della guerra in cui sei rimasto ucciso. Noi, la nostra famiglia, l'abbiamo già persa. Israele ora si farà un esame di coscienza. Noi ci chiuderemo nel nostro dolore, attorniati dai nostri buoni amici, circondati dall'amore immenso di tanta gente che per la maggior parte non conosciamo e che io ringrazio per l'illimitato sostegno. Vorrei che sapessimo dare gli uni agli altri questo amore e questa solidarietà anche in altri momenti, e forse questa è la nostra risorsa nazionale più particolare. Vorrei potessimo essere più sensibili gli uni nei confronti degli altri, che potessimo salvare noi stessi ora, proprio nell'ultimo momento, perché sono tempi durissimi. Vorrei dire ancora qualche parola. Uri era un ragazzo molto israeliano, anche il suo nome è molto israeliano, ebreo. Uri era il compendio dell'israelianità come io la vorrei vedere, un'israelianità ormai quasi dimenticata, spesso considerata la stregua di una curiosità. Talvolta, guardandolo, pensavo che fosse un ragazzo un po' anacronistico. Lui e Jonathan e Ruti, bambini degli anni 50. Uri con la sua totale onestà e il suo assumersi la responsabilità per tutto quello che gli succedeva intorno. Uri sempre in prima fila su cui poter contare. Uri con la sua profonda sensibilità verso ogni sofferenza, ogni torto, e capace di compassione. Una parola che mi faceva pensare a lui ogni qualvolta mi veniva in mente. Era un ragazzo con dei valori, parola molto logorata e schernita negli ultimi tempi. Nel nostro mondo a pezzi, crudeli e cinico, non è tosto avere dei valori o essere umani o sensibili al malessere del prossimo, anche se quel prossimo è il tuo nemico sul campo di battaglia. Ma io ho imparato da Uri che si può e si deve essere sia l'uno che l'altro, che dobbiamo difendere noi stessi e la nostra anima, insistere a preservarla dalla tentazione della forza e dei pensieri semplicistici, dalla deturpazione del cinismo, dalla volgarità del cuore e dal disprezzo degli altri, che sono la vera, grande maledizione di chi vive in un'area di tragedia come la nostra. Uri aveva semplicemente il coraggio di essere se stesso, sempre, in ogni situazione, di trovare la sua voce precisa in tutto ciò che diceva e faceva, ed era questo a proteggerlo dalla contaminazione, dalla deturbazione e dal degrado dell'anima. Uri era anche un ragazzo buffo, incredibilmente divertente e sagace, ed è impossibile parlare di lui senza riportare alcune sue trovate. Per esempio, quando aveva 13 anni gli dissi:
Immagina che tu e i tuoi figli un giorno potrete recarvi nello spazio come oggi si va in Europa. E lui rispose sorridendo: lo spazio non mi attira molto, si può trovare tutto sulla Terra. O un'altra volta, mentre viaggiavamo in automobile, io e Michael parlavamo di un libro che aveva suscitato molto interesse e nominavamo scrittori e critici. Uri, che allora aveva 9 anni, ci richiamò dal sedile posteriore. Ehi voi elitisti, vi prego di notare che qui dietro c'è un piccolo sempliciotto che non capisce niente di quel che dite. O per esempio Uri, a cui piacevano molto i fichi, con un fico secco in mano. Di un po' i fichi secchi sono quelli che hanno commesso peccato nella loro vita precedente. O ancora, una volta che ero indeciso se accettare un invito in Giappone, come puoi non andare? Sai cosa vuol dire essere nell'unico paese in cui non ci sono turisti giapponesi? Cari amici, nella notte tra sabato e domenica, alle 3:20, hanno suonato alla nostra porta. Al citofono hanno detto di essere gli ufficiali civici. Sono andato ad aprire e ho pensato: ecco, la vita è finita. Ma 5 ore dopo, quando io e Michael siamo entrati nella camera di Ruti, l'abbiamo svegliata per darle la terribile notizia. Ruti, dopo il primo pianto, ha detto: ma noi vivremo, vero? Vivremo come prima, io voglio continuare a cantare nel coro, a ridere come sempre, a imparare a suonare la chitarra. Noi l'abbiamo abbracciata e le abbiamo detto che vivremo. E Ruti ha anche detto che terzetto stupendo eravamo, Jonathan, Uri e io. E siete davvero stupendi. E anche le coppie all'interno del terzetto, Jonathan, tu e Uri, non eravate solo fratelli, ma amici, nel cuore e nell'anima. Avevate un mondo vostro, un vostro linguaggio privato e un vostro senso dell'umorismo. Ruti, Uri ti voleva un bene dell'anima. Con quanta tenerezza si rivolgeva a te. Ricordo la sua ultima telefonata, dopo aver espresso la sua felicità per la proclamazione all'ONU del cessate il fuoco. Ha insistito per parlare con te e tu hai pianto dopo, come se già sapessi. La nostra vita non è finita. Abbiamo solo subito un colpo durissimo. Troveremo la forza per sopportarlo dentro di noi, nel nostro stare insieme. Io, Michael e i nostri figli, e anche il nonno e le nonne, che amavano Uri con tutto il cuore. Neshuma lo chiamavano, perché era tutto Neshama, anima. E gli zii e i cugini e tutti i numerosi amici della scuola e dell'esercito che ci seguono con apprensione e affetto. E troveremo la forza anche in Uri. Aveva forze che ci basteranno per tantissimi anni. La luce che proiettava di vita, di vigore, di innocenza e di amore era tanto intensa che continuerà a illuminarci anche dopo che l'asso che la produceva si è spento. Amore nostro, abbiamo avuto il grande privilegio di stare con te. Grazie per ogni momento che sei stato con noi. Papà, mamma, Jonathan e Ruti. 17 agosto 2006. Ecco, buonasera. Insomma, è un testo che per me è molto difficile perché Davide è un amico e c'è qualcosa che Amos e Grossman condividevano. E la cosa che mi ha colpito, conoscendo Amos quando Aline ed io abbiamo conosciuto Amos a Venezia, Amos e Laura ovviamente, e siamo stati a casa loro, la cosa che mi ha colpito molto era l'amore profondo che Amos aveva verso l'ebraico, anche la conoscenza, perché lo parlava, la possibilità di leggerlo, e anche il suo amore verso l'italiano. Lui riusciva, e per me, per un traduttore, una persona che vive in queste due lingue quasi quotidianamente, era una cosa molto bella di vedere una persona che ha vissuto poco in Israele come Amos, quanto amava l'ebraico. E poi l'altra cosa che mi colpì molto era il suo modo di essere un uomo di sinistra, sia nella società italiana, sia nel termine del conflitto israeliano-palestinese. Grossman è un uomo di sinistra, c'è chi potrà definirlo un uomo di estrema sinistra israeliana, anche dopo la caduta di Uri, forse di più, e adesso è meno ottimista che mai in questi giorni. E insegnavo nel 2003 fino al 2008-2007 a Siena e ho invitato David a fare un incontro con le persone. E lui, come sempre, in quell'incontro ha parlato
del conflitto, ha parlato dell'apertura che c'è alla sinistra della letteratura israeliana verso i palestinesi e il giorno dopo si avvicinò a me una signora della cosiddetta Amici di Israele. Io nei miei giri in Italia, incontri letterari che ho fatto, ho incontrato tanti amici di Israele. Erano sempre o molto di destra italiana ed erano più patrioti di me. Quella signora, che era un'israeliana che abitava nella campagna essenese, mi ha detto: Grossman e te siete i nemici di Israele. Mi ricordo questo molto. Penso che Amos, che era un uomo di sinistra, io non so quante volte doveva sentire una cosa simile, ma comunque essere di sinistra, amare queste due lingue ed fare cultura, tutte queste cose sono gli insegnamenti di Amos e anche di David, che ha scritto un bellissimo libro per l'infanzia che c'è in italiano, La lingua segreta di Uri. È un libro di infanzia che penso Mondadori ha pubblicato in Italia, che Aline e Dio abbiamo sempre letto ai nostri bambini. La lingua segreta di Uri. Leggerò adesso questo testo in ebraico, spero di non commuovere molto. In ebraico è molto molto difficile a leggerlo per chi conosce questo uomo. E un'ultima premessa: in Israele, se hai un figlio al militare e ti bussa qualcuno alle 3 di notte o ti citofona, usa il citofono e ti sveglia, tu sai che è finita con tuo figlio all'esercito. È quasi una certezza. Il penultimo libro di Grossman si intitola in ebraico, in italiano ha un nome molto più ottimista, si intitola Una donna che scappa dall'annuncio. È un titolo impossibile in italiano, in ebraico è un titolo bellissimo. Questa protagonista scappa dall'annuncio della morte del figlio, decide di non essere a casa quando l'ora arriva. A Davide è toccata altrimenti. Uri Yakiri, ב-23 בלילה, בין שבת לראשון, צלצלו בדלת שלה, באינטרקום. אמרו שזה מקצין העיר, כבר 3 ימים שכמעט כל מחשבה מתחילה בלא. לא יבוא, נום ורע. לא נדבר, לא נצחק. לא יהיה עוד הנער הזה עם המבט האירוני ועם חוש ההומור המשגע. לא יהיה האיש הצעיר עם התבונה העמוקה בהרבה משנותיו. לא יהיה החיוך החם והתיאבון הבריא. לא יתקיים הצירוף הנדיר של הנחישות והעדינות. לא יהיה השכל הישר שלו וחוכמת ליבו. לא תהיה עוד הרכות האינסופית של אורי, ולא השקט שבו הוא מייצב כל סופה. ולא נראה עוד ביחד את משפחת סימפסון ואת סיינפלד, ולא נשמע איתך את ג'וני קש, ולא נרגיש את החיבוק החזק שלך, ולא נראה אותך הולך ומדבר עם יונתן, אח שלך, הוא הפרטלו, בתנועות ידיים נלוות, ולא נראה אותך מחבק את רותי לסורלה, אהובת לבך. אורי אהובי, כל חייך הקצרים למדנו ממך כולנו, מהכוח, מהנחישות שלך, ללכת בדרכך שלך, ללכת בה גם עם כל סיכוי שתצליח בה. עקבנו בהשתאות אחר המאבק שלך להתקבל לקורס מפקדי טנקים. איך לא ויתרת למפקדים שלך, כי לא ידעת שאתה יכול להיות מפקד טוב, ולא היית מוכן להסתפק בכך שתתרום פחות ממה שאתה מסוגל. וכשהצלחת חשבתי, הנה האדם שיודע את יכולותיו, באופן כל כך פשוט ומפוקח, שאין בו יומרה ואין בו יוהרה, שאינו מושפע ממה שאחרים אומרים עליו, שמקור כוחו בתוכו. וכבר מילדות היית כזה. ילד שחי בהרמוניה עם עצמו ועם סובביו, ילד שיודע את מקומו ויודע שהוא אהוב ומכיר במגבלותיו ויודע את סגולותיו. ובאמת, מרגע שכופפת את הצבא כולו ונעשית המפקד, היה ברור איזה מפקד ואדם אתה. ואנחנו שומעים היום מחבריך ומחייליך על המפקד והחבר, על זה שהיה קם לפני קודם כדי לארגן את הכל, והולך לישון רק אחרי שכולם יודעים. ואתמול בחצות, הסתכלתי על הבית שהיה די מבולגן, ואחרי מאות האנשים שביקרו אותנו וניחמו,
ואמרתי, נו, כעת צריך את אורי שיעזור לנו לארגן. היית השמאלן של הגדוד שלך וכיבדו אותך כי עמדת על דעותיך בלי לוותר על אף אחת מהמשימות הצבאיות שלך. כשיצאת ללבנון, אמא אמרה שהדבר שהיא הכי פוחדת ממנו זה תסמונת אליפלת שלך. פחדנו שכמו אליפלת שבשיר הם יצטרכו לרוץ להציל פצוע, אתה תרוץ ישר מול האש ואתה תהיה הראשון שהתנדב להביא אליי תחמושת שעזרה כבר מזמן. הקורצ'רום פה, פרנוננו, אריאר ויאלונגו, הולברייקו, סלטרו ומפסו. היית לי בן וגם חבר, וכך היית גם לאמא. נפשנו קשורה בנפשך. היית אדם שלם עם עצמו, אדם שטוב להיות. אני אפילו לא מסוגל לומר בקול עד כמה היית לי מישהו לרוץ איתו. בכל חופשה שלך היית אומר, אבא, בוא נדבר, והיינו הולכים ביחד, בדרך כלל למסעדה, ויושבים ומדברים. הערת את חיינו, אורי. אמא ואני גידלנו אותך באהבה. היה פשוט כל כך לאהוב אותך מכל הלב, ואני יודע שהיה לך טוב, שחייך הקצרים היו טובים. אני מקווה שהייתי אבא ראוי לילד כמוך, אבל אני יודע שלהיות ילד של מיכל, פירושו לגדול בתוך נדיבות וחסד ואהבה אינסופיים. ואתה קיבלת את כל אלה בשפע רב, וידעת להעריך וידעת להודות, ושום דבר שקיבלת לא היה לך מובן מאליו. פסו על הפינה. בלילה שבין שבת לראשון, ב-23 בלילה צלצלו בדלת שלנו. באינטרקום אמרו שזה מקצין העיר, ואני הלכתי וחשבתי לעצמי, זהו, החיים נגמרו. אבל כעבור 5 שעות, כשמיכל ואני נכנסנו לחדר של רותי, והערנו אותה כדי לומר לה את הבשורה הקשה, רותי אחרי הבכי הראשון אמרה, אבל אנחנו נחיה, נכון? אנחנו נחיה ונטייל כמו קודם, ואני רוצה להמשיך לשיר במקהלה, ושנמשיך לצחוק כמו תמיד, ואני רוצה לנגן בגיטרה. וחיבקנו ואמרנו שנחיה. את הכוח שלנו, אלולטימו פרגרפו, את הכוח שלנו ניקח מאורי. היו בו עוצמות שיספיקו לנו להרבה שנים. הייתה בו קרינה כועזה של חיים, של חיוניות ושל חום ואהבה. והאור שלה ימשיך ויזרח עלינו, גם אם הכוכב שהפיק אותה קבע. אהוב שלנו, הייתה לנו זכות גדולה לחיות איתך. תודה על כל רגע שהיית שלנו. אבא ואמא, יונתן ורותי. Grazie Lon, testo straordinario. Adesso Aline, legge Aline. Sì, buonasera. Anche volevo ricordare Amos negli incontri privati, una carissima persona. Mi ricordo una volta si andò a mangiare fuori con Laura naturalmente e nello scegliere i posti lui scelse un posto all'angolo e dice no, io devo sedere lì, in quell'angolo. E gli chiesi ma come mai così deciso su quel posto? Dice perché io mi devo guardare sempre alle spalle, voglio sempre vedere chi arriva dentro un locale. Ecco, quindi era un uomo che doveva anche in qualche modo guardarsi le spalle, era guardingo per il ruolo pubblico che ricopriva. E poi parlavamo anche tanto di Trieste, città che lui amava molto e nella quale abitava una parte della sua famiglia. E anche nella sua parlata era piuttosto forte l'accento triestino. Leggo Un fiore selvatico di Jacob Cohen. Passeggiavo nel bosco per muovermi un poco. Lì ho sorpreso un fiore discreto. Oh fiore grazioso, tanto semplice e piccolino. Come vivi qui, occhieggiando silenzioso? Quest'angolo nascosto
e verde e sicuro. Quale mano benedetta ti ha piantato? Lontano nel mare ruggiscono le onde e tu sei qui tranquillo e fresco e puro. Lontano da qui il sole incendia le rocce, tu qui ti nascondi all'ombra dell'erba. Sole e rocce e cieli marini infiniti. Lì più lontano è in volo un falcone. Anima silenziosa, qui tu fiorisci. Rugiade dall'alto e dal basso l'umida terra. Passa una bretta e ti sussurra un segreto. Non è ancora svanita, già un'altra la segue. Se canta un uccello, lo ascolti tremante. Tace l'uccello, scompare la melodia. Grazie. Mi chiede Alon, ma direi che leggi magari ancora un pezzetto alla fine se ce l'hai di Giobbe. Scusa, ti do la voce. Vai. Lezione di Amos, questo testo? È la traduzione, sì, di Amos e Laura. Ottima. Abbiamo Laura con noi. Brava Laura. Molto brava. Almeno a te. Sai, io ogni tanto chiedo che si dica anche il nome del traduttore, per motivi riconosciuti. Adesso abbiamo Stefano Chinellato che legge il messaggio divino a Re Shaul. Riesci a ridare? Eccoti. Questa è una poesia tradotta da Amos e Laura, che Amos scelse di leggere la serata dedicata alla divinità. Parla del re Shaul alla fine della sua vita, angosciato, privo ormai di contatto con Dio, che non gli parla più neppure in sogno, e che sceglie di evocare degli spettri precipitando la sua rovina. Una strana scelta per il tema divinità. Messaggio divino a Re Shaul per bocca dello spirito del veggente. Nel cuor della notte, senza arco né daga, su un lesto cavallo a Ein-Dor giunge Re Shaul. Da una casa occhieggia un pallido lume. Abita qui, gli sussurra lo scudiero. Sei tu la fattucchiera? Sì, signore, sono qua. Fammi il prodigio. Mostrami l'ombra del veggente. La tenebra, un orrendo fuoco. Nell'angolo una caldaia rovente. E i nomi di tutti i demoni. Bolle una mistura. E simile a un serpente, contorcendosi tra erbe del Bashan, strisciano, si sollevano valanghe di fumo. Nel cerchio magico ricoperto di zolfo è in piedi il re con il cuore in subbuglio. Esseri di nebbia e immagini tempestose, gocce di sudore freddo colano dalle sue guance. Cede il suo spirito, è dolente il suo animo, tanto si scioglie il suo cuore prevedendo la morte. Davanti a lui scorre la visione della sua vita. Lasciami, lasciami, dicono le sue labbra. Tremore, orribile fuoco, silenzio di tenebre, cerchio di magie e fumo della bollitura. Il re ricordò il colle della sua gioventù, la primavera della sua vita, prima che si oscurassero i suoi cieli. Compaiono immagini deliziose ai suoi occhi, un prato esteso e mucche brocanti, e l'azzurro dell'alto cielo e odori profumati all'ombra di un terebinto che è forte come le querce. Là riposava il giovane pastore e al suo cospetto danzavano le mandrie nel solco. Solo pace e dolcezza, solo abbondanza sublime. Quanto è bello il suono dei campanacci del gregge. Ero felice, sano, fresco, potessi ritornare sereno come allora. Una grave tristezza stringeva il suo cuore, dalla sua gola esplodeva un pianto. All'improvviso si udì una voce potente e un lampo illuminò la scena.
Io sono il veggente che ti ha unto come re, prendendoti dalle mandrie per portarti a palazzo. Perché mi hai disturbato dalle grotte del marciume per farmi risalire alle terre della vita? E perché tu mi hai preso dal gregge, ponendomi principe sul tuo popolo, come sono oggi? Ho esaurito le mie forze nelle bufere della guerra e la mia felicità domestica da tempo si è dissolta. Circondato da filistei, da incubi minacciosi, il mio spirito depresso mi pesa da morire. Uomo ispirato da Dio, cosa mi risponderà Dio che mi ha abbandonato? Che farò? Rispondimi. Ah, perché mi hai unto quale re sul tuo popolo? Perché mi hai portato via dall'accudire al gregge? Per la tua superbia, per la vanità del tuo cuore, Dio ti ha ripudiato. Domani sarai con me, tu e anche il tuo popolo. Allo spuntar del giorno, senza arco né daga, con veloce destriero, torna Shaul al suo campo. Il viso è ora pallido, ma il suo cuore non teme e scintilla nei suoi occhi l'orrenda disperazione. Bene, grazie Stefano. Io dovrei scusarmi con l'istituto e anche con chi ci ha seguito, perché avevo calcolato che avremmo letto quasi circa un'ora e invece adesso chiudiamo con l'ultimo brano che è dal libro di Giobbe, letto da Elena Barbalic e da Dennis Linder, commentato da Amos. Dovrei scusarmi, dicevo, ma non mi scuso perché è stato così bello essere con tutti gli amici di Amos e con questa straordinaria presenza che aveva avuto nella vita di tutti noi, che è un sapere millenario, appunto, che va dalla Bibbia alla capacità che aveva. Io quando l'ho portato tra i miei studenti era come un ragazzo e rispondeva a tutto, aveva tutto quello che è un uomo di una freschezza, di una bellezza che va... va bene. Laura, non so se vuoi dire qualcosa per salutare. Certo, saluto tutti con grande gioia. È stato duro questo periodo perché dopo che è scomparso Amos, purtroppo sono successe tutte le cose che sappiamo e mi è mancato il periodo del lutto e adesso piano piano devo ricostruirmi la figura di Amos come era e come stasera è risaltata benissimo. Grazie Enrico e grazie a tutti quanti, grazie a Riccardo, a Lon, tutti quanti, guarda, perché mi ha proprio aiutato a ricostruirmi la figura di Amos e piano piano la vita va avanti, anche se per me è un po' faticosa in questo momento. Ma grazie a Zoom, a WhatsApp, eccetera, riusciamo a vederci. Questo dobbiamo dire grazie veramente a chi le ha inventate. E grazie a tutti voi che siete qui. Grazie. Laura. Ciao. Ciao. Allora chiudiamo con Elena e Dennis, che adesso vi... Sì. Ecco. Sto cercando di condividere il file. Hai condiviso, andiamo. Appena riesco a condividere. Ecco, scusate, ma non compariva. Ecco, volevo solo dire una parola perché il tempo è molto avanzato. Mi sentite tutti? Sì. Niente, volevo dire una parola sul ricordo che ho io di Amos, che io fui introdotto a Amos e Laura da una amica di sempre e cugina di Amos, Ada, che mi disse: se ti interessano la medicina e la matematica dovresti parlare con Amos Luzzatto. E negli anni '80 li incontrai, invitarono me e mia moglie a
Venezia a cena e ricordo con quanto entusiasmo Amos mi segnalò un campo della matematica che allora in realtà non era così importante, che è la teoria dei clusters, e che adesso si sta rivelando nello studio dei database estremamente importante. Quindi quest'uomo di un'intelligenza sconfinata che riusciva ad avvicinarsi anche in un campo che in fondo non era esattamente il suo, aveva già individuato 30-40 anni prima un campo della matematica che sarebbe stato uno dei principali campi di sviluppo qualche decennio dopo. E poi ricordo anche come durante quel pranzo a casa di Amos e Laura fummo interrotti da una chiamata di un paziente e Amos si trasformò di colpo in un medico e ricordo come gli dette al paziente un sacco di consigli e indicazioni su come dovesse comportarsi, poi tornò a sedersi a tavola. Bene, quello che volevo ricordare. Elena, vuoi cominciare a leggere? E Giobbe rispose al Signore dicendo: io so bene che tu puoi tutto e che nessuna impresa ti è preclusa. A chi sfugge il progetto divino incoscientemente? Io dunque parlavo, ma senza capire, di cose più grandi di me, che non sapevo. Giobbe riconosce la grandezza del progetto divino ed ammette che finora non se ne era reso conto. Pertanto, egli chiede lumi a Dio. Verso 4. Ascoltami dunque, che parlerò. Domanderò io a te e tu mi renderai edotto. Solo per sentito dire avevo udito di te, ma ora con i miei occhi ti ho veduto. Giobbe ha visto Dio con i suoi occhi. Il testo della Teofania non ha nulla di questa visione materiale. Semmai Giobbe avrebbe udito le parole di Dio. Rashi commenta dicendo che Giobbe avrebbe visto la Shekhinah, cioè la presenza immanente della divinità. In altre parole, egli avrebbe visto la divinità nelle sue opere, così mirabilmente descritte nella Teofania. Maimonide rileva che il verbo vedere, dalla radice ebraica resh, aleph, he, significa molto spesso concepire con la ragione, Guida dei Perplessi 1.4, e cita fra l'altro Genesi 1.10 ed Ecclesiaste 1.16. Egli precisa che il verbo vedere acquisisce questo significato ogni volta che l'azione è riferita alla visione di Dio. Senza dubbio, questo versetto contrappone una conoscenza approssimativa che Giobbe aveva di Dio precedentemente con quella più immediata che ha acquisito ora. Pertanto son disgustato di me e ritratto, io, polvere e cenere. In questo contesto il termine ebraico ma'as questa volta è intraducibile con precisione. Vi è sia il significato del ripudio, delle opinioni sbagliate espresse in precedenza da Giobbe, sia il significato di rifiuto disgustato di se stesso, un essere degno o fatto di polvere e cenere. Il doppio senso, che ora giunge a una sintesi, sul quale si imperniava almeno in parte il diverbio tra Elihu e Giobbe, è abbastanza tipico dello stile ebraico di questo libro. Ed accadde, dopo che il Signore ebbe detto queste cose a Giobbe, che il Signore dicesse ad Elifaz il Temanita: io sono adirato con te e con i tuoi 2 compagni, perché non avete parlato volti a me con sincerità, come il mio servo Giobbe. La pietà dei 3 amici era di maniera, standardizzata, catechistica e non era pertanto una pietà vera. Vera era quella di Giobbe, perché sincera. Giobbe aveva affrontato i suoi dubbi e aveva lottato contro le proprie incertezze, senza paura di sfiorare l'eresia, e solo così aveva riconquistato la vicinanza di Dio. Dunque egli merita nuovamente di essere chiamato da Dio, come al principio del libro, il mio servo Giobbe. Prendetevi ora 7 buoi e 7 montoni, e andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi, mentre Giobbe, il mio servo, pregherà per voi, poiché è solo per deferenza nei suoi confronti che mi trattengo dallo sterminarvi, perché non avete parlato volti a me
con sincerità, come il mio servo Giobbe. Andarono allora Elifaz il Temanita e Bildad lo Shuhita, Zofar il Naamatita, e fecero quanto aveva detto loro il Signore. Allora il Signore risollevò Giobbe. Allora il Signore fece tornare Giobbe come era prima, in quanto questi aveva pregato per il suo prossimo, e aggiunse il Signore il doppio di tutto quello che era stato il possesso di Giobbe. Vennero da lui tutti i suoi fratelli e tutte le sue sorelle e tutti coloro che lo avevano conosciuto un tempo, e pasteggiarono con lui in casa sua, lo compiansero e lo consolarono per tutta la sofferenza che il Signore aveva portato su di lui. E gli regalarono ciascuno una cheshità e un pendaglio d'oro. La cheshità è una moneta antica. Già Giacobbe aveva comperato un campo per 100 monete di questo nome, Genesi 33:19. E il Signore benedisse l'ultima parte della vita di Giobbe più del suo principio, ed egli possedette 14.000 ovini e 6.000 cammelli e 1.000 coppie di buoi e 1.000 asine. Ed egli ebbe 7 figli e 3 figlie. Ad una di esse dette il nome Yemima, e dalla seconda Kzia, e dalla terza Keren Hapuch. I nomi delle figlie di Giobbe sono evidentemente simbolici. La prima, se dobbiamo ragionare per analogia con la lingua araba, significherebbe colombella. La seconda avrebbe il nome di un profumo, Salmi 45:9, e la terza quella del corno, il contenitore, che conserva il bistro per gli occhi. Per il significato di Pur, vedi 2 Re 9:30. Non vi furono in tutto paese donne più belle quanto le figlie di Giobbe, ed il loro padre assegnò loro un'eredità assieme ai loro fratelli. Dopo questi fatti, Giobbe visse ancora 140 anni. Poté godere dei propri figli e dei figli dei propri figli per 4 generazioni. Giobbe morì, anziano e sazio di anni. Bene, dopo questo finale così luminoso, ringraziamo ancora tutti. Non so se Giovanna vuoi salutare anche tu. Sarà disponibile la registrazione, come è stato detto all'inizio, di questo bell'incontro. Sì, sarà registrato sia sul sito dell'Istituto Veneto e poi credo anche sul sito delle Case delle Parole, vero? Comunque sono veramente molto felice che questo ricordo sia avvenuto insieme a noi, perché per voi Amos è stato un amico vicino a tutti voi. Noi lo abbiamo solo ammirato da lontano. Per me comunque è una figura assolutamente fondamentale per questa città, ma non solo per questa città, molto di più che per questa città. Quindi è un bene che anche tutta la comunità di istituzioni culturali veneziane abbia deciso di dedicare a lui questo giorno così speciale. Ciao, buona serata a tutti. Grazie, ciao. Grazie per aver partecipato. Ciao. Posso dire una cosa Sì. Posso dire una cosa su questo che ha detto adesso Giovanna, che è straordinario quanto trasversale fosse il riconoscimento della personalità di Amos, che è un po' quello che hai detto tu adesso. E volevo proporre, concludiamo con un applauso per Amos, ma anche per Laura che sta bene e che si è fatta che è uscita dall'ospedale. Mi sembrerebbe. Bene, bravi. Grazie.